Aveva 23 anni, si chiamava Oussama Ben Rabah, un figlio nato da pochi mesi, era arrivato a Padova dalla Francia poco tempo fa. È lui il giovane straniero morto nelle gelide acque del Brenta a Ponte Vigo d'Arzare, dove si era tuffato per sfuggire ad un controllo della polizia. Il suo corpo è stato avvistato questa mattina intorno alle 10:45 a 8 metri di profondità dai sommozzatori dei vigili del fuoco che da ieri sera lo stavano cercando. Il 23enne ieri pomeriggio era in compagnia di 3 connazionali, stava camminando in via Querini lungo l'argine del Brenta quando all'improvviso hanno visto una volante della polizia. 2 di loro sono scappati subito mentre Oussama e un altro amico sono stati bloccati. Dopo essersi divincolato, aggredendo e ferendo un agente, è corso verso il fiume e si è gettato in acqua per fuggire, ma non è più riemerso. Immediatamente sono scattate le ricerche con l'intera zona sorvegliata fino a questa mattina, quando il corpo senza vita è stato ritrovato in profondità. Non è chiaro perché stesse scappando. La moglie, disperata, questa mattina si è precipitata sul luogo del ritrovamento del cadavere del marito. Non parla italiano e le uniche dichiarazioni le affida alla cognata. Secondo lei perché aveva paura della polizia? Perché ha visto che la gente scappa, anche lui è scappato, secondo me così, perché per dire che lui spaccia non lo so, io non posso dire, non posso mettere le mani sul fuoco, tipo dire di sì, perché è arrivato da poco, non parla neanche una parola di italiano. E tipo sta sempre a casa, perché ha il piccolo asmatico, tipo sta con lui sempre. Secondo la donna, il giovane sapeva nuotare, non si spiega come mai possa essere annegato. La questura attende comunque l'esito del riscontro delle impronte digitali prima di confermare l'identità del 23enne tunisino che quando è stato bloccato non aveva i documenti. Nel frattempo continuano le ricerche degli altri 3 amici fuggiti.